Ciao ragazzi, benvenuti a Passofittanze in Lessinia, praticamente al confine tra la provincia di Verona, qui alla mia sinistra, e quella di Trento. E quella che vedete alle mie spalle è una parte di Malgafittanze, che è il luogo in cui un ragazzo, Edoardo Bissoli, ha scelto di far diventare il proprio luogo di lavoro, almeno d'estate, perché d'estate diventa Malgaro. Lui infatti ha deciso di fare l'allevatore, ma non lo fa ereditando questa passione dall'attività di famiglia. Ha scelto lui di punto in bianco fin da quando era giovanissimo, 15-16 anni, quindi appena adolescente, adesso ne ha 24. Ha fatto questa scelta che così può apparire anche un po' particolare, sicuramente forse fuori dal comune, ma certamente coraggiosa, perché arrivare qui, fare questo mestiere, richiede impegno, sacrificio, costanza, non ci sono orari, non ci sono giorni di ferie perché gli animali vanno accuditi 24 ore al giorno, 365 giorni all'anno. Andiamo a capire allora che cosa è scattato dentro questo ragazzo per fare una scelta come questa. È una cosa che nasce da tanto tempo, diciamo da quando ho più o meno 16 anni, anche prima direi, no, forse prima, nel senso che, come si dice, i bambini giocano con che io giocavo con i trattori, no? E questo è stato lì la partenza, nel senso, da lì è perché maturando, no, maturi anche i pensieri, maturi le idee. E io è stata tutta una catena, no? Ho cominciato a giocare con i trattori, dopo ho cominciato a guardare le vacche, mi sono andato a imparare con le vacche e avanti fino a quando che sono qua e ho detto, a un certo punto ho detto ok, via, cominciamo. Cosa vuol dire sei andato a imparare con le vacche? Ho detto, io non vengo da una famiglia di allevatori, quindi devo andare dentro una famiglia di allevatori e l'ho trovata, e grazie anche a mio papà che lavora dentro a Veronesi, è una famiglia che mi ospitava quando avevo tempo di andare là a imparare. Io andavo a scuola e il sabato e la domenica andavo in stalla, questa era la... e non vedevo l'ora di andarci perché era la mia passione, quindi è un fuoco dentro che dici devo andare a imparare. Ho fatto l'estate e dopo ho continuato tutti i fine settimana. Sei andato anche all'estero, mi pare. Sono andato anche all'estero, sì, grazie anche alla scuola casearia che ho fatto, e sono andato a fare lo stage, sono andato in Svizzera su 3 mesi, diciamo. E essere sincero, mi ha dato tanto una mano, venendo in Lessinia mi ha dato tanti spunti la Svizzera, nel senso che loro hanno tanto la cultura della malga e quindi tante cose le porti via, no? Impari, le tagli, vedi come si può adattare a noi e vedi di svilupparlo. Loro sono molto più avanti, quindi Certo. vai a imparare a quelli che sono più avanti di te, insomma. Come sei finito qui a Passofittanze? Allora, tramite amici, tramite un commerciale della Veronesi che mi ha detto dai vieni a conoscerli, comincia a parlarci insieme. Io stavo cercando e a un certo punto ho detto ok, l'amorosa ha detto devi andare a parlare con questi, devi andare a parlare con questi e io puntavo ad altro e alla fine mi è toccato di tutto in mezzo. Questo c'è l'amorosa, nel senso che lei studia veterinaria e quindi diciamo è in linea con la tua ispirazione. ispirazione? Diciamo insieme portiamo avanti, anche se io che operativamente, diciamo, ed è una fortuna, ecco, da questo punto di vista. Edoardo ha 33 vacche in lattazione, ma il suo obiettivo è quello di arrivare almeno a 50, perché quello è un livello quantitativo che gli consentirebbe un minimo di tranquillità economica, che ancora probabilmente non ha, perché quando si avvia un'attività ovviamente occorre progredire piano piano, sopportando anche alcuni sacrifici, come sicuramente saprà chiunque abbia azienda. Ma il suo vero punto di forza è il latte che lui produce mungendo le sue vacche e le produce qui a 1400-1500 metri di altezza.
Perché vi dico che è un vantaggio? Perché anche in questo tipo di produzione, oltre che nella scelta della razza di vacca, la pezzata rossa, c'è un obiettivo ben preciso che risponde a un progetto con dei requisiti specifici che possono garantire non soltanto un futuro a lui, ma anche, se ben orientato e se ben compreso, alla montagna veronese in genere. Razza pezzata rossa per un motivo preciso? Allora, per un motivo preciso, io le ho comprate, le ho trovate e le ho comprate, però devo essere sincero, per me sto provando altre razze, ma devo essere sincero, sono contento, perché tiene bene la montagna e comunque è ben produttrice e quindi secondo me bisogna lavorare in questa direzione, diciamo. Il latte dove va? Allora, il latte va, sono in cooperativa Latte Verona e sta facendo questo progetto per la montagna principalmente si chiama Latte Fieno e lo vendiamo alla Brimi a Bolzano, a Brezzanone. E Perché è importante questo progetto per te? perché si sta cercando di trovare una valorizzazione un po' di questo latte e quindi dare un valore al fatto che siamo qua e quello che si fa c'è ancora qualcuno che lo fa a latte fieno e Che vuol quindi dire il insomma, latte fieno? latte fieno vuol dire questa certificazione latte fieno è una certificazione tedesca dove ti impone l'utilizzo dei mangimi OGM free e non l'utilizzo degli insilati. Ho capito. E quindi tutti gli alimenti secchi, tutti alimenti diciamo non fermentati, ecco, diciamo così. Come lui stesso dice, Edoardo non arriva da una famiglia di allevatori, perché questa è una passione che è automaturata dentro di sé. Ma non è solo comunque, perché comunque il supporto della famiglia c'è tuttora e c'è anche il supporto della fidanzata. Questo per dire che cosa? Che la passione, quando va a braccetto con un tipo di armonia vincente come questo, è destinata soltanto a garantire la buona riuscita di un'avventura difficile ma estremamente affascinante come quella che Edoardo ha deciso di mettere in campo. Senti, l'amorosa è un punto fermo vincente e in famiglia come l'hanno presa questa tua scelta? Ma allora non sono, cioè non vengono dietro operativamente, vengono dietro nel senso che è da sempre che dico questa cosa, che voglio fare questa cosa, quindi non è che sono spaventati, cioè spaventati, non sono, non è una novità, è una cosa che ho sempre voluto fare e quindi Certo, ok, quando c'era il momento, ok andiamo, però sempre col timore del fatto di dire noi non siamo agricoltori, non facciamo l'allevatore e gli allevatori, quindi va bene, proviamo. Cioè, ne sono grato nel senso che insomma ho sentito anche gente che i genitori tiravano indietro, quindi questa cosa insomma non è da poco, assolutamente. qual è il tuo sogno, Edoardo? Ma il mio sogno è questo, nel senso, l'ho sempre sognato, l'ho sempre voluto. Il mio obiettivo da 24enne, diciamo, è aumentare un po' le vacche, aumentare su una cinquantina di vacche e trasformare il latte nel periodo estivo e migliorare quello che ho trovato, sistemarmi e insomma e via. Insomma. Questo è un po' il mio obiettivo da 24enne. Ecco. Cosa ti dà questa vita? Allora, no, soddisfazioni sempre, diciamo, un bel impegno, un bel grande impegno, diciamo, e preoccupazioni adesso, soprattutto con la partenza, diciamo, e basta. Però questo vale la libertà, questo, no? Sì, sì, per me sì. Diciamo che il mondo che va avanti, dico, ma forse
forse ho fatto la scelta giusta secondo me.